buongiorno. Buongiorno. Ovviamente siamo di nuovo in Colorado. Esatto, oggi è il penultimo giorno perché domani abbiamo l'aereo e quindi oggi ci aspettano altri 2 parchi. Uno di questi è il Garden of the Gods. Insomma, chiudiamo in bellezza. Speriamo che le nuvole ci diano una mano, nel senso che spariscano. Vedrai, sarà un gran bel vedere. E niente, tra poco inizieremo il trail. La vecchiarella viene con noi. Va bene. Let's go! E purtroppo, come tutti i viaggi, anche questo è giunto alla fine. Eh sì, ora dobbiamo prendere un volo che durerà 2 ore e poi dobbiamo prenderne un altro che ci metterà 9 ore per arrivare a Napoli, sperando che non ci siano turbolenze. Andrà tutto bene, l'unica cosa è che dovrei essere qui volentieri per un altro paio di settimane, a spese di qualcuno, non so di chi. Ma vabbè, purtroppo bisogna andare. Adesso quello che possiamo fare, possiamo mangiare qua in questa, ecco, una cantina, qua siamo già in clima Napoli, come vedete. C'è una cantina qua dietro, vabbè. Vabbè, adesso si parte, però abbiamo queste belle immagini da poter vedere sempre, che ci ricorderanno di questo bel viaggio. Ma tanto per Denver non è un addio, è un arrivederci. È un arrivederci in generale negli Stati Uniti, si torna sempre.
vi salutiamo, siamo pronti per il gran finale? 1, 2, 3, Ciao, a presto! Ciao! Ragazzi, Piano piano, grazie. piano piano! Ma che succede? Ah, non riesco. Pronti per un altro gustoso American Cheeseburger. Cosa? Vabbè. Amo, piano piano. Il limite è 35. Sto a 37. Sei uscito, sei fuori. Questa è la stanza. E niente, questo. Siamo qua. Che bellissima, aspetta. C'è. Piano piano. Ancora. Siamo nell'hotel originale di Buffalo Bill, chiamato Irma. Irma era la figlia di Buffalo Bill. Non la moglie. No, amore, che hai tanto? Deve fare il serio. Mare, profumo di mare. Non rinuncio al mio buon caffè e poi vabbè ho preso questi due diciamo biscottini. Piano piano. Basta con questo piano piano. Siamo nell'hotel originale di Buffalo Bill chiamato Irma, che Irma era la figlia di Buffalo Bill. Dico bene? Mi sono raffreddato per un fenomeno a baraccone. Mamma mia, cioè sei nell'hotel Buffalo Bill e tu questo fai? Buongiorno. La disperata. Pink Minds Interpretive Park, che è praticamente un'area naturale che ho scoperto io. L'ha scoperto lei. Andrea è molto scettico. E dai, una cosa seria. Ovviamente siamo di nuovo in Colorado. Alzala un po'. Amore, devi alzarla un po' perché non si legge Gardo non l'alza. Ma che fai? Movimenti dei cani. Seguiteci. Sì, proprio sei tu. Tu sempre più all'altro. Sì, secondo me si è voluto proprio.